rispetto all'ultima cosa che diceva il nostro moderatore, io vorrei ricordare che sono anni che il movimento ambientalista in tutte le sue articolazioni non fa altro che proporre strade alternative di uno sviluppo e di una sostenibilità generale. Quindi da questo punto di vista francamente non mi commuovono per nulla, mi dispiace che appunto ci siano lavoratori che si fanno scuro dell'ufficio stampa dell'ENEL per dire quello che pensano. Guardate bene, il conflitto ambiente-lavoro è degli anni 80, ma già negli anni 80 mi ricordo quando c'era il conflitto sulla Farmland, sull'Arco Cencio, parlo di più anziani, già allora Liga Metal, il più grande sindacato dei metalmeccanici tedeschi, diceva se devo mettere sul piatto della bilancia danni alla salute per l'impianto industriale e il lavoro, devo scegliere di fare qualche cosa che non sia un danno alla salute. Ma ci tornerò dopo. Sulle proposte, scusate, io ho letto un bellissimo volantone, vi pregherei tutti chi non ce l'ha di prenderselo, francamente rende quasi inutile che noi abbiamo degli aspetti giudiziari che adesso Matteo sta scandendo con precisione, dal punto di vista della contestazione dei falsi, dal punto di vista delle proposte alternative c'è in luce tutto quanto, quindi volendo possiamo anche sviluppare quelle proposte. Però c'è da fare un ragionamento sull'Enel. Il problema dell'arroganza insopportabile dell'Enel francamente non riguarda solo il Polesine, è come dire una seconda natura di questo ente che si rifà a una filosofia aziendale sul carbone francamente arcaico. Del resto chi trova ad appoggiarlo? La Marcegaglia, cioè la stessa che come capo degli industriali italiani, mentre la Germania va come un treno sul risparmio energetico, dice oddio, no, mai segare del 30% le emissioni di CO2 perché sarebbe dannoso all'industria italiana. Peccato che noi, con il mitico nord-est, siamo molto più legati a quello che fa la Germania che non ad altri paesi, quindi anche il non capire quali sono i treni in partenza configura un quadro di grande arretratezza. È solo così che posso vedere il capo della Confindustria, il vescovo, i lavoratori venire a protestare contro il Consiglio di Stato. Cioè rendiamoci conto che c'è un quadro di enorme arretratezza nel quale guazza l'ho già definita prima, un'arroganza dell'ente che ha poi dei motivi strani. Perché il carbone a Porto Tolle, ma prima a Civitavecchia, lo stesso La Spezia, Sabina Ioni che non è dell'Enel ma fa parte di un progetto per così dire. Per quello che riguarda l'Enel, guardate, c'è un aspetto anche miserabile. Il carbone dell'Enel è una filosofia aziendale per, come dire, scrollarsi di dosso l'ombra dell'onnipotente Eni molto più grande dell'Enel. Ma scusate, chiedetelo, 3 motivi, guardate, potrebbe far sorridere, ma 3 motivi dell'insistenza del carbone dell'Enel. Qua c'è il fatto che il gas dei rigassificatori di chi sarebbe? Dell'Enel. Cioè non ci si può credere, ma purtroppo è anche così. Abbiamo detto CO2, sul volantone ci sono i conti e i numeri inutili che ripeta io, non c'è ombra di dubbio che Porto Tolle da sola, ma in unione agli altri progetti di conversione a carbone, sarebbe un carico di CO2 di raddoppio dell'anidride carbonica attualmente emessa. Quando qualcuno vuole fare lo spiritoso sul dramma dei cambiamenti climatici indotti dal global warming, faccio queste cose nel mestiere dell'università, però non voglio neanche scomodare l'apparato scientifico che c'è dietro. Vi basta ricordare che già 6 anni fa la comunità scientifica internazionale si rivolse direttamente al G8 di Gleneagles allora, denunciando il global warming come principalmente dovuto alle attività umane. Andiamo avanti a combustibili fossili in tutto il mondo, sono l'80% delle fonti primarie, e chiedendo quindi di fare fronte a questa minaccia con una cosa che definivano loro prompt action, un'azione immediata. Chi non fosse convinto, amo citare
sicuramente non può essere considerato né un pastorale né ambientalisti né un estremista politico. Il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, già 2 anni fa, scrivendo una lettera ai capi di governo riuniti per preparare la conferenza di Copenaghen, quella che si tenne a dicembre del 2009, Barroso diceva quasi testualmente: guardate, in questi ultimi 2 anni, il 2007-2009, i cambiamenti climatici hanno avuto tali accelerazioni che non prendere in seria considerazione questo problema ci esporrebbe al rischio di una catastrofe climatologica nel corso del XXI secolo. Quindi per favore tacitate tutti i responsabili che fanno finta di non vedere o non sapere che questa è la più grave crisi che abbiamo di fronte sull'arco dei prossimi 20 anni. La crisi finanziaria è stata tremenda, quella economica e del lavoro che ne è conseguita stiamo ancora pagando le conseguenze, ma questa crisi, lo tsunami della instabilità climatica che si è abbattuto sull'insieme dei cicli climatici, è la più tremenda che abbiamo di fronte. Ne fa fede il mondo scientifico, certo con l'Italia è ricca di negazionisti, e questo elevato numero mi fa anche supporre che ci sia una sorta di proporzionalità inversa tra il numero di negazionisti e il livello della cultura scientifica diffusa in Italia, e però mettiamoli da parte perché francamente sono degli responsabili. E chi, scusatemi, non è il mio lavoro per così dire, poi farò allora una proposta, però sentivo nella relazione di Matteo Cenuti il riferimento ai danni sanitari. Facciamo finta che non esista l'ambiente, che non sia il delta del Po, che sia un parco regionale, guardiamo la nostra pelle. I danni sanitari per cui si dà sanzioni, suppongo, nei confronti dei massimi responsabili, anche di carattere penale, certificate dall'Istituto Polignano, riguardano la vecchia centrale a oleocombustibile. Ma quindi, con le magnifiche sorti progressive della riconversione a carbone, non ci saranno problemi. Questo suppongo che sia stato detto ora, appunto non facendo un mestiere che non è assolutamente mio, ricordando il blocco da memoria tecnica, quella del Consiglio di Stato di Matteo, abbiamo prodotto i dati sui microinquinanti, i famosi metalli, arsenico, mercurio, vanadio, poi le diossine, furani, insomma c'è tutto ciò che viene messo sulla centrale. In rapida sequenza leggerò queste informazioni. Allora, le centrali a carbone mettono 67 sostanze inquinanti, 55 note per la loro capacità di essere patologiche per lo sviluppo del cervello o comunque del sistema nervoso. Di queste 55, 24 sono sostanze carcinogene, dimostrate, possibili o probabili. La ricerca effettuata in Stati Uniti, ci sono poi tutte le citazioni che sempre quando uno dà una notizia deve dire da quale fonte viene presa. Sto parlando di ricerche fatte negli Stati Uniti, la relazione tra mortalità della popolazione statunitense e il particolato, PM sarebbe il materiale particolato, in rapporto alla fonte di emissione, hanno dimostrato che il materiale particolato proveniente dall'uso del carbone come combustibile risulta essere quello più dannoso per la salute umana in quanto strettamente legato all'eccesso di mortalità. Cos'è questo particolato? Credo che sappiate tutti che vengono emesse le cosiddette particelle primarie, cioè stiamo parlando degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, delle polveri, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo sono previsti degli abbattimenti, ci tornerò dopo. Questo tipo di inquinanti si chiamano PM primario, che ha il difetto di non essere dannoso alla salute di per sé, ma di generare nella complessa chimica dell'atmosfera, si diffonde l'atmosfera, il cosiddetto particolato secondario, che è fatto di polveri sottili. Cosa si intende per polveri sottili? Guardate, PM10 significa 10 micron, cioè 10 milionesimi di metro, ma qui stiamo parlando di polveri che viaggiano tra 0,1 e 0,01, cioè stiamo al micron o sotto, scusate, stiamo a un micron o sotto il micron addirittura, non 10
10, ma 10 volte o 100 volte di meno. Qual è il motivo? Che accenno molto brevemente, perché questo articolato è tanto tenuto, questo così ultrafine. Perché mentre quello un po' più grosso, scusate di essere un po' rozzo, viene metabolizzato ed eliminato dal sistema respiratorio, quello così fine tra 0,1 e 0,5 micron ha dimensioni che sono le dimensioni cellulari, e quindi una volta che viene inglobato dal tessuto, dall'epitelio bronchiale, dai polmoni, lì resta, esplicando là dentro e dall'interno quei danni che i vari metalli pesanti che sono stati già ricordati e che prima citavo sono in grado di produrre sul nostro organismo.